Bene, eccoci anche oggi insieme. Abbiamo il piacere di avere ancora con noi Paolo Ganz, scrittore veneziano, qua per presentare l'ultimo suo libro, in questo caso un racconto lungo, L'estate rubata di Teo Nicolao, che si può trovare sui migliori store digitali, come si usa dire ora. Però prima di parlare con il nostro ospite, secondo me è necessario leggere la quarta di copertina. Nicolao tenne la foto con 2 dita e la fece sventolare sopra la roggia salmastra, dove 2 anatre navigavano come piccole barche vagabonde. Guardò la foto ondeggiare piano alla brezza della sera e poi prosegue. Questo per far capire il tipo di scrittura di Paolo Ganz, che, l'ho già detto, personalmente ritengo una delle migliori scritture, insomma, dei letterati veneti contemporanei. Detto ciò, lui è anche un libero viaggiatore, scrittore libero viaggiatore, sempre dalla quarta di copertina. Sì, assolutamente. E viene da chiedere come si vive il lockdown, come lo vive un libero viaggiatore. Allora, a leggerlo si fa anche presto, però è un libro che giudico molto sincero, nel quale io ho percepito proprio la voglia di mi scappa da scrivere, devo in qualche maniera uscire dalle 4 mura domestiche. Dalle 4 mura domestiche. Sì, il libero viaggiatore diventa un viaggiatore prigioniero, naturalmente, in questo periodo. Io vivo in un'isola, che è un'isola dell'isola, ecco, mi riferisco al Lido di Venezia, e il desiderio era di scrivere questo libro che parla di solitudini, parla di luoghi chiusi, di solitudini, di quest'isola che non si sa bene dov'è, perché nel libro non si dice dov'è, non si dice chi è il personaggio principale, o si scopre un po' alla volta. C'era questa voglia di raccontare una storia ai lettori, intanto per non interrompere il mio rapporto con i lettori, ai quali io devo moltissimo, e appunto quello di pubblicare il libro non con un editore convenzionale dei miei, ma su uno store digitale, è quello di creare questa immediatezza nel rapporto, senza mediazioni, rischiando naturalmente, perché un autore rischia molto, senza avere un editore alle spalle, per mantenere proprio un dialogo diretto, preciso e costante, che non si fermasse in questo momento di difficoltà per l'editoria. Allora, fossi uno psicologo, devo dire che in questo libro troverei tante cose di cui parlare con Paolo Ganz. Come vedete, davanti a lui ha portato un'armonica, poi ha un libro dedicato al blues. Nicolao è un vecchio suonatore di blues, è il protagonista del libro. E per chi non lo sapesse, insomma, Paolo Ganz ha avuto una prima parte di vita in cui è uno dei più conosciuti bluesmen italiani a livello internazionale, e una seconda parte in cui ha deciso di fare lo scrittore. Certo. È una scelta di vita. Ora, devo dire, le prime volte che ci siamo incontrati ha sempre evitato di parlare dell'aspetto musicale. Questa volta mi sembra che invece torni in primo piano. Allora, a me viene da chiedere, è la chiusura definitiva, il passo finale che chiude un percorso precedente, quello musicale, oppure è un fare pace con se stessi? Ma potrebbe essere entrambe. Certo, in un primo momento io dicevo sempre non parliamo di musica, perché è stato difficile affermarsi come scrittore avendo un passato da saltimbanco. Quindi ecco che i lettori non capivano bene se uno lo faceva, stava tentando un'altra strada anche commerciale o che. Dopodiché adesso, insomma, visto che sono riconosciuto come scrittore, non ho più il timore di non essere preso sul serio. Questa è la frase totemica, non essere preso sul serio. Forse a fare anche un po' pace con me stesso, nel senso che in fin di conti, se io ho speso 30 anni della mia vita a suonare questo strumento qui che si chiama armonica e che sta in tasca, tutto sommato l'ho fatto e non posso nasconderlo al mondo. Quindi posso raccontare delle storie, e tra le tante storie di viaggio soprattutto c'è anche una storia di solitudine di un ex suonatore di armonica blues, che non sono io, ma che forse da qualche punto di vista mi assomiglia anche. Ecco. Ma questa immagine un po' romantica che è evidente, Paolo Ganz al Lido davanti al mare che suona l'armonica, me la invento io oppure capita per davvero? No, io credo che te la inventi tu di sana pianta, perché l'armonica non la suono praticamente mai, se non quando qualcuno mi chiama. Però davanti questa idea romantica dello scrittore. Però davanti al mare sì.
Il mare è una buona interfaccia per raccontarsi delle storie, per inventarle, per verificare raccontandole a se stessi se funzionano, se le storie ci sono, perché la storia ci deve essere e deve essere una storia pesante. Pesante non nel senso della gravità di quello che racconta, ma deve avere una sua fisionomia precisa. Se non c'è, ci arrampichiamo sugli specchi. Quindi la storia, prima di mettere la penna sulla carta o comunque le dita sulla tastiera del computer, deve essere raccontabile a se stessi. È divertente quando qualcuno mi dice voglio scrivere un libro anch'io, ho una storia, e io dico bene, benissimo, raccontamela. Lì casca il palco, dice c'è uno che è lui, ma cioè no, sì è lui, ma non è perché poi... io sono uno che racconta storia, raccoglie e racconta storie, quindi davanti al mare posso verificare se questa storia andrà bene solo per me o se sarà bella da leggere anche per gli altri. Allora, da davanti al mare a davanti alla sedia, perché stavolta oltre al libro, all'armonica c'è anche un manuale. Ah sì, questo l'ho portato perché è un fetish, no? È un fetish ed è un manuale che si usava 40 anni fa, sulla quale molti hanno imparato, io comunque, e c'è questa bellissima foto che mostriamo, che è del nome tutelare di questo libro, Sonny Boy Williamson, no? E questa foto scattata qualche settimana prima della sua morte nel 64 e me la porto dietro come fetish, visto che c'è sul libro e se ne parla e questo quello è un altro memorabilia straordinario. Questa è una cosa bellissima perché i più anziani, quelli anagraficamente più vicini a me, i diversamente giovani ricorderanno i dischi di una nota casa produttrice di formaggi che non nomino. Il personaggio sì, era la Mucca Carolina. La Mucca Carolina e i primi manuali giravano con questi flexi disc, questo nome nobile, flexi disc, e si imparava su queste cose. Quindi si appoggiavano sul piatto e giravano, loro consigliavano, c'è anche scritto, di mettere una moneta in modo che non scivolasse. E il flexi ha fatto parte della nostra storia, quindi quanto lontani siamo dal digitale, dalla MP3. Ecco, e quindi mi porto dietro queste cose perché mi fanno compagnia, ecco, mi ricordano il passato di Sonny Boy, ma anche il mio, in qualche modo. Diciamo anche che Paolo Ganz è l'autore di uno dei più frequentati manuali italiani, insomma, di armonica. Quindi... Sì, che è ancora un manuale che ha 30 e 35 anni, ma che ancora mi dicono funzioni. È stato rinnovato un po' di volte e devo dire la verità che tanti armonicisti, è stato un buon investimento perché tanta gente ha imparato con quel manuale e molti di questi, lo dico perché li conosco di persona, hanno imparato talmente bene da potermi insegnare adesso qualcosa, quindi significa che il lavoro di base del maestro elementare, che è quello che io mi ritengo o ritengo di essere stato, è servito a creare dei laureati dell'armonica. Com'è stato quello il primo contatto con la carta stampata? Sì, è stato primo contatto nell'87, è una storia anche divertente, casuale, perché tutti mi chiedono ma come hai fatto a convincere l'editore a pubblicare un manuale per armonica? È stato l'esatto contrario, nel senso che la Berben voleva, gloriosa Berben, ora che non esiste più, voleva completare il suo catalogo di musica moderna con un manuale d'armonica. E per caso io ero lì e per caso mi ha detto vuoi farlo? Allora io mi sono messo a studiare seriamente per farlo perché al momento non ero ancora del tutto capace e pubblicammo questo libro che pubblicammo un po' così sulle punte e che invece siccome non c'era assolutamente nulla che riguardasse l'armonica vendette tantissimo e da lì partì un'epopea straordinaria, ma cose d'altri tempi, il pre-digitale, il pre-YouTube. E dell'estate rubata di Teo Nicolau cosa possiamo dire? Possiamo dire che è un libro pieno d'amore, anche se così non è detto che appaia subito dalle prime righe. È un libro che racconta la storia di uno che decide di rimanere con se stesso. E la difficoltà, tu lo sai, di questi libri è non svelare la trama. Per questo chiedo cosa si può raccontare, senza spoilerare troppo. Sì, perché poi finisce il gioco con il lettore. Si può raccontare che c'è dentro un grande amore, un amore tra un uomo e una donna, che anche quello sa attendere. Per qualche verso mi ricorda i famosi
il famoso amore al tempo del colera, no? Quando c'è questa coppia che attende, Grande Marquez attende tutta la vita prima di realizzare il loro sogno d'amore. E forse c'è un po' di questo, c'è una grande partecipazione, un grande affetto, forse hai detto giusto tu quando parlavi di sincerità, ecco, anche questo fatto che mi ha creato dei pensieri, se pubblicarlo da solo o no. Io non ho mai pubblicato in autoproduzione, tantomeno on demand, cioè pagando, ma in questo caso ho detto voglio rischiare ad avere un rapporto diretto con i lettori che, devo dirlo senza false modestie, mi stanno davvero premiando per questo piccolo libro e questo mi fa molto felice. Teo Nicolao è Paolo Ganz o Paolo Ganz guarda Teo Nicolao da una terza posizione? Ma sai, guarda, tu sai che io ho scritto tanto e c'è questo gioco per cui quando tu scrivi un libro, diciamo, biografico, autobiografico, che la gente è tutta interessata a sapere cosa c'è di inventato. No? Ma è successo veramente così? Quando tu invece scrivi un libro di narrativa la gente vuole sapere cosa c'è di vero, no? Ecco, mi ricordo che quando sul mio Perché nessuno piace il mio caffè io inventai un personaggio femminile particolarmente scollacciato che era Simonetta Fassini Rossi, che non esisteva assolutamente, ma una persona si era convinta che fosse una persona e quindi mi tampinava dicendo, voleva conferma che fosse la persona che... In Venice Rock and Roll, per esempio, persone reali, citate naturalmente con nomi diversi, non si ritrovavano, mentre uno mi telefonò per ringraziarmi di averlo messo nel libro come personaggio e non c'era assolutamente. Quindi è tutto un gioco, si diceva, mi pare Proust, diceva, non c'è nulla che uno scrittore scrive di inventato, non c'è nulla che uno scrittore scrive di vero. E forse sono un po' io, però insomma non ho fatto tutto quello che ha fatto lui perché non tutto è bello quello che lui ha fatto, quindi no. Io ho voluto mettere all'inizio una frase che che è una frase tratta da La neve dell'ammiraglio di Alvaro Mutis, un'altra delle mie grandi passioni, e dice: la nostalgia è la menzogna grazie alla quale ci avviciniamo più velocemente alla morte. Vivere senza ricordare è forse il segreto degli dèi. Visto che vivere senza ricordare è impossibile, si scrive un libro che si chiama L'estate rubata di Teo Nicolao. Non so dire altro. Grazie a Paolo Ganz, scrittore. Insomma, il libro personalmente lo consiglio a tutti coloro che amano la bella scrittura. Lo si può trovare, come abbiamo detto, sui migliori store digitali. Mi piace anche sottolineare che il mito letterario del nostro ospite è Marquez, senza fare paragoni rispettosi, però le 2 Z finali della vita in comune. Chissà mai che porti bene. Grazie a Paolo Ganz, a voi, Grazie, ci si vede alla prossima. Grazie. L'estate rubata di Teo Nicolao.